24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La crisi economica, oltre a colpire duramente le famiglie venete, ha messo letteralmente in ginocchio il mercato immobiliare. La sempre crescente difficoltà ad accedere ed estinguere i mutui ha provocato una vera e propria stagnazione del mercato, con circa 2000 case popolari invendute. La Regione Veneto corre ai ripari attraverso lo stanziamento di 57 milioni di euro da destinare in contributi a fondo perduto a favore dei cittadini per l'acquisto di una casa. Un contributo sostanzioso, 25.000 euro, denaro che appunto potrà essere utilizzato per l'acquisto di una delle 2.200 case nate dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica rimaste invendute. In pratica una famiglia, dopo aver risposto ai requisiti per l'accesso alle abitazioni pubbliche, può procedere all'apertura di un mutuo presso gli istituti di credito convenzionati, ottenendo successivamente il contributo regionale, una tantum, a fondo perduto, che abbatte il mutuo sottoscritto e l'interesse a fine mese. Soddisfatto l'assessore regionale Massimo Giorgetti. In questo modo aiutiamo le famiglie e le giovani coppie desiderose di costruirsi un futuro. La Giunta Veneta, su iniziativa dell'assessore Franco Manzato, ha formalizzato la sua posizione favorevole a destinare 4 milioni di euro per sostenere l'arresto definitivo delle attività di piccola pesca come supporto alla riorganizzazione del sistema peschereccio Alto Adriatico. Le risorse finanziarie saranno reperite spostandole da altre misure del programma operativo europeo per la pesca, investimenti a bordo e piccola pesca costiera. Il provvedimento, ha spiegato Manzato, è finalizzato all'avvio delle procedure volte alla predisposizione di un bando ministeriale straordinario per la rottamazione delle piccole imbarcazioni da pesca del Veneto, finora rimaste escluse da analoghe iniziative. Due evasori fiscali e due falsi poveri sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Padova. Si tratta nel dettaglio di una donna d'affari russa, un ristoratore proprietario di una barca del valore di oltre 700.000 euro, una falsa indigente assegnataria di un alloggio popolare ed un furbetto dell'autocertificazione. La donna russa, residente in Italia, era proprietaria di due autovetture di grossa cilindrata, una Ferrari 430 Scuderia ed una Maserati 4 porte, del valore complessivo di circa 300.000 euro, che è risultata evasore totale non avendo dichiarato almeno 750.000 euro di imponibile. Nel caso specifico una donna d'affari russa che curava le pubbliche relazioni per conto di imprenditore russo in Italia si era dimenticata di presentare dichiarazione dei redditi in Italia nonostante avesse il possesso di due autovetture di lusso, una Maserati 4 porte e un Ferrari ultimo modello e percependo redditi per più di 350.000 euro annui. Un altro caso particolare che siamo riusciti a riscontrare attraverso un riscontro delle banche dati è stato un ristoratore della Bassa Padovana in possesso di una barca del valore di oltre 700.000 euro, di circa 20 metri, che dichiarava circa 4.000 euro al mese. Viaggiare verso il sud Italia sarà ancora più semplice grazie a Volotea, la compagnia aerea low cost che collega piccole e medie città in tutta Europa, che ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte dall'aeroporto Marco Polo per Bari e Lamezia Terme. Le 2 rotte saranno operative a partire dal prossimo 10 settembre per tutto l'inverno, fino a fine marzo. Queste 2 nuove destinazioni si aggiungono al già ricco carnet di proposte firmate Volotea, che così raggiunge quota 25 destinazioni dall'aeroporto di Venezia e si conferma anche come il primo vettore dello scalo lagunare. Volotea opera a livello internazionale, collegando ben 54 aeroporti, di cui 15 sul territorio italiano. Con la sua flotta di Boeing 717, in poco più di 2 mesi di attività, ha già fatto volare più di 45.000 passeggeri in tutta Europa. Appena una settimana fa, con l'elezione del nuovo consiglio direttivo, sembravano definitivamente superate le polemiche, ma ora l'associazione Rahma di Padova ripiomba nella bufera. A sorpresa la nuova dirigenza ha deciso di abbandonare il locale di Via Anelli, dove dal 2006 gestiva l'unica moschea della città. Molte le proteste da parte di alcuni frequentatori del luogo di culto che contestano l'elezione dei nuovi vertici di Rahma. I dissidenti non concordano con le scelte degli 83 soci, spiegando che le decisioni prese non rappresentano la volontà delle centinaia di fedeli che si radunano per le preghiere.
Inoltre il dilungarsi dei tempi di realizzazione della nuova moschea di via Ippodromo non convincono. Sono anche stati avanzati dubbi sui costi di acquisto del terreno che secondo i contestatori non sono stati presentati correttamente. Quanto non c'è una chiarezza, è da tanto tempo che richiediamo il bilancio, richiediamo la chiarezza come va questa associazione, dove vanno i nostri soldi, allora la risposta anche di più da una truffa, secondo me. C'è qualcosa che non va. Non è giusto neanche che stiamo qua. Questa è la realtà, che lo sanno tutti, anche i padovani, tutta la gente. Non dobbiamo essere qua. Dobbiamo essere fuori qua da un bel tempo, però questa associazione, col suo mal gestione, siamo ancora qua. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.